Buon pomeriggio a tutti amici qui dal Comunale di Camporeale, benvenuti alla gara che apre la 23esima giornata del campionato di promozione Girone A. Benvenuti qui da Gabriele Rispetta. Oggi Camporeale contro Gemini. Catena ancora nella propria metà campo il Gemini, prova Marrocco lontanissimo! Stava per uscire il gol del sabato. Muratore ancora con Stassi, gioca il Gemini, Stassi guarda la porta. Trapani e Landa sul punto di battuta, va Landa, Demier la passò, arriva Cardella, destro, l'ha presa nuovamente Demiere, era un tiro di Cardella, calcio d'angolo. Colle che viene a sua volta anticipato, occhio a Corso che è in aria, Corso bloccato nuovamente, Corso con Marrocco a vuoto e poi sulla linea il miracolo, sulla linea, sul tiro a botta sicura di Pizzolato e poi c'è fallo commesso da Marrocco. Non è che arriva nel frattempo al centro, poi rimette la mira verso la porta qui Obusu. Veca si distende il Gemini, Veca mette il cross al centro, Licata la rimette in aria, c'è Stassi che può arrivare, Stassi due volte e poi addirittura in rovesciata a spazzare Landa, Marrocco anticipato, insomma la prende Demiere senza particolari problemi, va lontano poi il portiere del Gemini. Ottima idea perché c'è Colley che può correre, ancora Colley e in aria il 3, mette il pallone al centro, spunta Muratore. Occhio, Corso può andare sempre il numero 7, entra in aria, Marrocco aspetta rinforzi, c'è un contrasto, poi fermato Cardella, prova anche Pizzolato e allora occhio perché il Gemini è un po' spaccato, può ripartire il Camporeale con Di Trapani e Landa, ancora Di Trapani lì a sinistra, agisce il Camporeale col capitano che entra, fallo e stavolta indica la porta di Demiere, vediamo, è calcio di rigore, c'è il pallone sul dischetto di Trapani, può andare Di Trapani che sblocca il risultato, esplode Camporeale perché ha segnato il capitano ed è 1-0. Assieme a lui c'è Corso, ancora Marrocco, Demiere e poi Corso fermato nuovamente da Demiere, è tutto buono, Marrocco riprende palla, ha segnato Marrocco e 2-0 per il Camporeale che raddoppia nello spazio di 5 minuti e 2-0. Ma chiude la difesa del Camporeale, poi qua bruttissimo intervento, rosso diretto per Colley, bruttissimo, e 2-0 ha vinto il Camporeale.